Giorgetti. Ma il tema, ad esempio, a Padova, gli assistenti civici ci sono da, credo, almeno 3 anni che passeggiano in centro con la casacchina, organizzati da un sindaco di centro-sinistra, Dononato, che lo fa. Quindi la norma è corretta. Salvini, il problema non è, almeno per quanto mi riguarda, mettere in discussione la norma, anzi, hai detto tu che l'esperienza di Verona, coordinata con la Regione, ha un senso. È l'obiettivo. Il tema è avere il coraggio di dire che il fai da te sia fatto da Veneto Sicuro, organizzazione leghista, sia fatto dal mio collega del Popolo delle Libertà, Remo Sernagiotto, che organizza con un investigatore privato i corsi di formazione, sia fatto da chiunque altro, non è accettabile. Rinquadriamo, per favore, perché si corrono dei rischi veramente grandi, rinquadriamo la cosa come ha fatto benissimo il ministro Maroni, ma diciamo che sta così. Scusi Giorgetti, per quello che io dico che anche la Lega è fuori legge. Ecco, mi può spiegare, perché lei ha detto che in realtà questo decreto nulla aggiunge, nulla toglie, cioè praticamente è inutile, perché già oggi un cittadino, diciamo, mediamente responsabile, se vede qualche cosa che non va, casomai una mano chiama la la dà, polizia. perché prima, le assicuro, io ci ho lavorato assieme a molti sindaci, l'ha detto lei, non l'ho era detto il io. fai da te dell'ordinanza rispetto a poteri e cose che c'erano. Oggi c'è una procedura, vedremo come il decreto attuativo la metterà in campo, ma questa cosa in più è che c'è una procedura. Poi saranno i prefetti che ci diranno se ci sono le condizioni, per cui per me è fatto bene, per utilizzare in certe situazioni, perché è ovvio che se si va in alcune zone, permettimi anche qui Salvini, assunzione di responsabilità da parte dei sindaci, dei prefetti e della politica, cioè un conto è mandare nel parco in centro città qualcuno che può dare come i Boy Scout l'assistenza alla donna che comunque non ha piacere di passare in una zona completamente incustodita. Cosa diversa è mandarla in un parco dove sappiamo che ci sono spacciatori, ci sono voglio dire anche alcuni rischi che non è che si concretizzano solo quella sera, ma ti vengono a prendere dopo 2 o 3 sere a casa, quindi attenzione. Chiarissimo il suo pensiero. Prima di dare la pubblicità vorrei solo dirvi che il ministro Maroni ha detto poco fa che la creazione delle ronde è condivisa dalla stragrande maggioranza dei cittadini italiani e che tra poche settimane sarà emanato il regolamento. Quindi tra entro poche 60 settimane giorni vedremo. deve essere emanato. Quindi. Pubblicità, state con noi, tra un paio di minuti ci vediamo. Giorgetti, lei fa parte di Alleanza Nazionale, cioè fa parte della maggioranza politica sia a livello nazionale che a livello veneto. Sta dalla parte di Giardullo o sta con le argomentazioni di Salvini? Io sto col buon senso che dice le ronde non sono niente di male se inquadrate esattamente nei termini in cui devono essere inquadrate. Poi a me piace molto di più vedere i militari, come ha scelto giustamente la Russa, affiancate le forze dell'ordine che non le ronde. Certo che se davanti alle nostre scuole, se questa è la scelta, invece di metterci qualche pattuglia della stradale o metterci la polizia locale, i vigili urbani, ci mettiamo i nonni vigili o le ronde o I chiamiamole comitati come civici vogliamo, vanno bene, insomma. certo, ma sicuramente è un'opportunità, non è sostitutiva evidentemente, ma credo che anche il ministro Maroni sia assolutamente consapevole di questo, di nessun altro intervento fatto dalle forze dell'ordine nazionale. Ma lei pensa che ha ragione quando il nostro rappresentante del sindacato di polizia dice che così si apre il mercato della sicurezza privata? E che questo ma è la polemica che sto facendo io nel mio ruolo da assessore alla sicurezza. E guardi, lo dico da uno dei primi assessori, anzi il primo assessore d'Italia, la prima forza politica che ha istituito gli assessorati alla sicurezza, che ne dica Salvini, questa è una battaglia storica di Alleanza Nazionale. E dicevano molto tempo fa, quando siamo partiti, ma cosa c'entrano i comuni, gli enti locali, cosa serve un assessore della sicurezza? Oggi credo sia consolidato che è un aiuto fondamentale perché il coordinamento tra quello che può fare il comune, le risorse che può mettere la regione e le altre forze dell'ordine sia un vantaggio per tutti. Allora, ciò che io contesto è, primo, le ronde hanno un senso, l'utilizzo dei volontari in un ambito molto chiaro. Ristretto. Secondo, volevo dirlo anche all'amico Salvini, io faccio il volontario, ho fatto i corsi per soccorso, eccetera. La prima cosa che mi hanno insegnato
è che di non intervenire se non si è certi di quella che è la situazione ambientale, eccetera, perché sennò le persone da soccorrere non sono più una l'infortunato, ma possono diventare 2 o 3 anche i soccorritori. Questa è la prima regola che la Croce Rossa, che qualsiasi organizzazione che fa soccorso ti insegna. Quindi la mia attenzione sulle ronde è questo. Salvini, Giorgetti? Ma io credo che le divise professionali, e tra queste mi permetta, ci metto i militari, perché oggi per entrare in polizia è obbligatorio passare prima dal servizio militare volontario, quindi è un canale passato, quindi un'integrazione fin da subito tra le varie forze dell'ordine con i militari credo che sia utile. Ripeto, sulle ronde va bene l'utilizzo dei volontari, definiamo con grande precisione quali sono i confini, perché rischia che qualcuno si faccia male veramente. Ecco, intanto comunque il capo della polizia Manganelli ha detto che l'anno scorso i reati sono diminuiti, credo, dell'11%. 11,4%. Quindi ci si chiede se non si faccia anche molto allarmismo, ma questo sarà il tema della nostra prossima puntata. Io intanto ringrazio i nostri ospiti, grazie onorevole Salvini, grazie Giorgetti, grazie Giardullo e do senz'altro la linea a Gad Lerner e al suo infedele. Noi ci vediamo domani sera come sempre, arrivederci.